Amici, buongiorno. Esaudisco la richiesta di qualcuno di voi che per più di una volta mi ha suggerito di parlare del Panionios, di inserire il Panionios o il Panionios, che dir si voglia, nella rubrica Le vecchie avversarie, dove parliamo di club esteri che abbiano affrontato squadre italiane in passato nelle coppe e di cui oggi si sente parlare un po' meno. Panionios, squadra greca di cui ora vi vado brevemente a parlare. Buongiorno a tutti e bentornati allo Scrigno del Calcio. Nuova Smirne, sobborgo di Atene di circa 70.000 abitanti, che dà vita nel 1890 alla squadra rossoblu del Panionios, che non ha nel suo palmarès chissà quante vittorie, ha appena 2 coppe di Grecia, 78-79 e 97-98. Proprio questa Coppa di Grecia del 97-98 consente al club ellenico di partecipare alla Coppa delle Coppe e nella Coppa delle Coppe 98-99 ai quarti di finale arriva lo scontro, il primo scontro con una italiana, la fortissima Lazio di Eriksson, che mette in chiaro le cose già dalla gara di andata vincendo 4-0 in Grecia. Che vuol dire? Vuol dire che la gara di ritorno è praticamente una pura formalità per i biancocelesti, che affrontano all'Olimpico, siamo a marzo del 1999, il Panionios. E secondo voi chi è andato allo stadio a vedere in tribuna Tevere, che chi non conoscesse lo stadio olimpico è quella opposta a dove si fanno le riprese, poteva andarsi a vedere Lazio Panionios in una fredda serata di marzo? Eccolo qua. Non avevo niente da fare, avevo molto tempo libero e ho detto ma sì, andiamoci a vedere questa partita, con un biglietto rigorosamente comprato davanti allo stadio. Ho pagato forse 10.000 lire, veramente nulla, ed eccolo qui il biglietto originale di quella partita. Eccolo qua, Coppa delle Coppe, strappato dal tizio del tornello lì, del botteghino, ed eccolo qua. La Lazio vince 3-0. Tra l'altro, sapete perché questa partita viene ancora oggi ricordata dai tifosi della Lazio? Perché fu l'unica grande prestazione di Ivan de la Peña, a cui dedicai un video diverso tempo fa, lo potete andare a recuperare, con la maglia della Lazio. De la Peña, grande talento spagnolo, grandi gesta da giovane al Barcellona, lo acquista la Lazio, è stato più in infermeria e in tribuna che in campo, ma quella volta lì io vidi veramente giocatore di grande talento, di grande estro. Segnò anche un gol, segnò Stankovic pure per la Lazio. Alla fine finì 3-0 e quella partita me la ricordo dal vivo molto bene. Secondo scontro, Coppa UEFA 2004-2005, stavolta i greci fanno uno scherzo alle italiane, nel turno eliminatorio l'Udinese non arriva ai gironi perché perde 3-1 in Grecia e vince inutilmente 1-0 allo stadio Friuli la partita di ritorno, e poi nel 2008-2009 al terzo turno l'Intertoto, la Coppa Intertoto, l'anticamera della Coppa UEFA, il Napoli elimina il Panionios, e pensate che proprio nel 2008 Alvaro Recoba viene tesserato dal Panionios, probabilmente il giocatore più glorioso che abbia avuto il club greco, che oggi, dopo diversi problemi negli ultimi anni, si trova relegato nella seconda divisione ellenica, nella Serie B greca potremmo dire. Io sono andato a vedere prima di fare il video i risultati dell'ultima stagione, ha raggiunto i playoff, ma purtroppo per loro non è riuscito a vincerli e quindi è relegato a giocare in Serie B anche la stagione 2026-2027. Questa è la storia del Panionios, di cui vi faccio rivedere ancora il biglietto della partita con la Lazio allo Stadio Olimpico, che io andai a vedere a marzo del 99. Questo è lo Scrigno del Calcio, questa è la rubrica Le vecchie avversarie. La prossima settimana non so dove andremo, non so di chi parleremo, l'unica cosa che so è che non avrò nessun biglietto di nessuna partita.